Amici, benvenuti di nuovo a Biasante su un'altra puntata con Bruno Lombardi. Ciao Bruno, bentornato. Buongiorno a te, grazie. Ci hai detto la scorsa settimana che avremmo parlato della Sassari del Settecento. Oggi mi hai detto, prima di iniziare a registrare, che parleremo di qualcosa che riguarda gli agricoltori nello specifico. Di cosa si tratta? Bene, è abbastanza interessante parlare di questo aspetto, perché siamo in una Sassari del Settecento che ormai all'inizio del Settecento ha cambiato padrone, se così possiamo dire. Nel senso che si è passati da un lungo avvicendamento, insomma, spagnolo tra aragonesi, catalani, insomma, ormai impero sacro-romano, impero germanico, e ormai, insomma, già da qualche decina d'anni, nel Settecento si è passati sotto l'egida dei Savoia, sempre il regno di Sardegna. Ecco che quindi vediamo che c'è una fase particolare anche nell'economia e quindi anche nella trasformazione dei prodotti e anche nella gestione dei prodotti, e in particolar modo c'è questa classe degli agricoltori che è forse una delle più abbienti in città. Ecco, perché proprio gli agricoltori? Perché è interessante sapere che queste persone a Sassari non erano, come molti possono pensare, sai, a volte si pensa un agricoltore, insomma, una persona che non ha così grandi facoltà intellettive, no? Sai, molti Tutto casa e campagna. E invece qui noi stiamo parlando di persone che hanno anche la possibilità, la facoltà e la volontà di andare dal magistrato civico, siamo intorno agli anni 40 del Settecento, del 1700 ovviamente, di andare per spiegare qual è la nuova, insomma la novità di quello che è un ordinamento, che poi verrà chiamato statuto, all'interno di questa condizione di corporazione, oppure possiamo chiamarlo anche gremio se vogliamo, ma che deve determinare che cosa? Cioè la possibilità di far capire che noi siamo delle persone che sappiamo scrivere, sappiamo leggere, sappiamo portare degli ordinamenti interni anche rivolti alle leggi della città. Quindi persone di un certo spessore culturale. Assolutamente sì, infatti noi vediamo in questa carta, appunto, questa carta statutaria che viene proposta e quindi descritta, voluta dal gremio stesso, in collaborazione ovviamente con i frati francescani di San Pietro di Silchi, in una condizione dove gli si dice al magistrato civico stesso, ed è una cosa particolare perché non accade poi in tutte le altre corporazioni questa specifica particolarità, dove si vuole riportare quello che è dall'antico una tradizione ormai consolidata, ma soprattutto con le novità, quindi non so, una nuova moneta, perché pian piano qualcosa sta cambiando, sta iniziando a cambiare sotto i Savoia. E il gremio è in questo caso, però è un gremio che è legato anche alle sue grandi tradizioni. Ecco che vediamo delle cose molto particolari in questo statuto, per esempio la figura di questo atabalero, che è una cosa un po' particolare, una parola spagnoleggiante, ovviamente spagnola, che non è solo un suonatore di tamburo, ma è anche un banditore. Ecco che c'è all'interno del gremio questa specifica particolarità di questa persona, che potrebbe anche non essere un gremiante stesso, ma che è colui che ha detto a dare il bando in città in questa scuola. Quindi un compito ben specifico. Assolutamente, e viene fatto anche per la stesura di questo statuto. Infatti lo statuto verrà poi firmato in quello che noi oggi conosciamo come l'assessorato alla cultura, chiamato Infermeria San Pietro. In realtà al tempo il nome era ben preciso, cioè Infermeria e Ospizio di Sant'Elena, quindi c'era l'invocazione di Sant'Elena, probabilmente anche la chiesa, quindi all'interno di questa grande costruzione, di questo grande edificio francescano. Ma è importante sapere che la lingua cambia. Non solo questi signori parlano il sassarese e il sardo, ma conoscono lo spagnolo, conoscono anche l'italiano. E ci sono dei vocaboli che non sono propriamente spagnoli all'interno dello statuto, per esempio, non so, patrocinio o un altro termine coadiuvana. Ecco perché è importante capire questo aspetto della Sassari del Settecento, che è ancora murata, ma molto sta cambiando. Ormai il nuovo mondo è conosciuto, quindi le nuove mode, le nuove leggi, tutto ciò che arriva dal nuovo mondo, anche i nuovi prodotti ormai già da 200 anni arrivano anche nelle tavole sassaresi, quindi nell'economia. Ecco che queste persone quindi devono ribadire il loro ruolo, la loro elite, la loro importanza all'interno non solo dell'economia sassarese, ma di tutto il territorio sassarese, ma anche nell'ambito di quelli che poi sono i commerci, quindi anche del grano stesso, che è l'emblema del gremio rivolto ovviamente alla Vergine delle Spighe, che sarebbe la Vergine delle Grazie. Segnando quindi un'evoluzione. Assolutamente sì, queste persone dimostrano di essere praticamente quasi tutti firmatari.
Quindi significa che queste persone conoscono e frequentano, se non la scuola, comunque l'ambito intellettuale dello studio. Ed è particolare perché spesso i gremi vengono considerati o venivano considerati magari nell'Ottocento, per esempio, delle persone che insomma non erano così intelligenti, se vogliamo utilizzare questo vocabolo. Invece al tempo questi massai riuscivano ad essere un tramite tra la parte, diciamo così, politica, l'elite politica e il popolo stesso, e avere delle parti regolamentate all'interno di loro stessi. Molto importante è sapere che la lingua non muore, come stavamo dicendo prima, ma è proprio il veicolo per la lingua dei documenti, che ancora è spagnola, però vediamo già che l'italiano inizierà a prendere il sopravvento su questo. Possiamo dire che sono stati quindi precursori e poi a seguire anche altre corporazioni hanno utilizzato. Certo, lo vediamo qualche decennio dopo, nella seconda metà del Settecento. È bello anche interessante capire che questo gremio mantiene una particolarità per quanto riguarda anche il candeliere, cioè riesce a portare il candeliere anche alla vigilia della Natività di Nostra Signora, quindi il 7 settembre loro fanno il voto a Nostra Signora, come il voto del 14 agosto. Però è appunto interessante capire il movimento di queste persone in un luogo, quello ancora di San Pietro in Sicchi, che è comunque lontano dalla città. Quindi il segno evidente è che queste persone hanno questa facoltà così importante ancora in città, ma credo anche di riflesso per tutto il territorio sardo. Bruno, diamo appuntamento alla prossima settimana ai nostri ascoltatori. Per parlare voglio vedere se riusciamo. Parleremo di teatro, parleremo Ma dai! di una donna così importante, non sarda, ma talmente amata in Sardegna, soprattutto a Sassari, e sarà importante, quindi come personaggio principale noi parleremo di Maddalena Ticci Giganti. Maddalena Ticci Giganti. Amici a casa, avete sentito l'impegno che Bruno ha preso con noi, non mi resta altro che ringraziarvi per essere stati con noi. L'appuntamento è rinnovato a giovedì prossimo con Biasantes.